Vicepresidente, oggi questa è un'inaugurazione importante per celebrare anche il ruolo del volontariato in Friuli Venezia Giulia in una pandemia che è sotto controllo ma che ha bisogno ancora di affrontare molte sfide. La pandemia non è alle spalle, si combatte ogni giorno con gli strumenti che abbiamo imparato ad utilizzare e con le forze che abbiamo trovato. Sicuramente la straordinaria forza del Servizio Sanitario Regionale, alla quale però abbiamo trovato una grande alleanza che è il sistema del volontariato, di cui la Croce Rossa Italiana, anche nell'ambito del rapporto con la Protezione Civile, che recentemente ha visto anche un accordo, e naturalmente una certezza nell'assistenza alle persone colpite e anche non colpite dal Covid, perché la limitazione della libertà personale ha imposto una presenza che la Croce Rossa ha potuto assolvere con i propri volontari. E oltre a questo negli altri due temi rilevanti che sono la sorveglianza sanitaria e la campagna vaccinale. Quindi noi oggi qui siamo sicuramente a salutare un risultato importante, che è questa nuova sede che consentirà alla Croce Rossa di lavorare meglio, ma soprattutto la gratitudine nei confronti di un mondo che ancora una volta si dimostra determinante. Senza questo straordinario sistema del volontariato noi oggi non saremmo in grado di leggere i numeri che stiamo leggendo. Siamo a 700.000 persone vaccinate in Friuli Venezia Giulia, c'è ancora qualche cosa da fare? Quali sono le azioni che la Regione proporrà? Noi abbiamo un'adesione che è 700.000 su 1,2 milioni. È chiaro che per raggiungere una quota importante dobbiamo riuscire a raggiungere almeno altre 200.000 persone. Vediamo come ci sia una diffidenza anche dalle categorie più giovani, anche se non dobbiamo dimenticare che le categorie più a rischio sono quelle delle persone con l'età più avanzata. Abbiamo raggiunto oltre i 70%, oltre i 70 anni, oltre l'80% dell'adesione, e dobbiamo cominciare a lavorare ancora di più nelle categorie con minori anni. Questo lo si fa cercando di ragionare sulla prossimità, coinvolgendo tutti coloro che possono essere coinvolti e cercando di far capire che il vaccino è una strada obbligata. Al di là delle diverse posizioni che leggo anche di professionisti autorevoli del sistema sanitario, io continuo a dire che la strada maestra è quella della vaccinazione. Noi dobbiamo avere la forza, il coraggio e fare un atto di responsabilità che prima di riguardare noi riguarda tutti quelli che stanno attorno a noi.